sono passati gli anni e adesso veniamo al 1940. L'Italia viveva da una quasi ventina d'anni in un regime, in una situazione particolare, eravamo molto entusiasti, molto sicuri di meritare dei destini eroici, fiduciosi delle nostre forze armate, eravamo sicuri di essere al posto giusto, nel momento giusto, con le persone giuste. E fu scritta questa parte, fu scritto questo pezzo, questa marcia, intitolata a suo tempo Parata Legionaria. Purtroppo nel giro di pochi mesi tutto quell'entusiasmo e quelle illusioni che ci eravamo fatti scomparvero. La marcia però rimase, e rimase molto famosa anche dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, al punto che rappresentava anche all'estero l'Italia. Degli stati a lingua anglosassone il titolo veniva tradotto in inglese, in Francia in francese. Un omaggio all'Italia e alla sua musica, alle sue marce militari. Parata d'eroi.
siamo entrati nel momento dell'apogeo delle marce brillanti, delle marce militari, quelle che ci hanno accompagnato sia nelle manifestazioni in Italia, molto spesso ci hanno accompagnato all'estero. Questo era il modo di suonare delle bande, di presentarsi alla cittadinanza, di rassicurarla e ovviamente di dimostrare e dare sicurezza.